Amici di Diretta Sport, appassionati di volley, buon pomeriggio da Oristano, dove fra pochissimo sarà la giornata della grande finale del volley giovanile Under 19. Da una parte il quadrifoglio Porto Torres, dall'altra Pallavolo Decimo Mannu, due squadre che si sono conquistate la finale vincendo le loro rispettive azioni provinciali, quindi con Decimo Mannu che ha battuto da pochissimo la squadra che poi l'ha permesso di venire qua a giocarsi a Oristano la sua finale. Dall'altra parte Porto Torres la stessa cosa, le due squadre stanno per scendere in campo, vediamo chi saranno i protagonisti di oggi. Decimo Mannu scenderà con Afflitto, Aserio, Azzeni, Caria, Cassaro, Matta, Meloni, Nocco, Pilloni, Saba, Schirru e Sunda agli ordini del coach Alberto Caredda. Dall'altra parte invece pallavolo della Porto Torres con Alessandro Tanca, Mario Tanca, Fadda, Schiattarella, Bidocco, Attanasio, Sini, Sanna, Manunta e Deana agli ordini del coach Dario Nuvoli. Le due formazioni stanno per entrare in campo in questa fase, i due sestetti che si daranno battaglia oggi in questo grande pomeriggio di volley, con una parte dicevamo Decimo Mannu, dall'altra parte Porto Torres, che si devono affrontare per questa grandissima finale qua da Oristano. Eccole le due squadre che si stanno schierando poco prima del loro ingresso in campo, con i due sestetti pronti, dicevamo, a darsi battaglia. In maglia bianca Porto Torres alla vostra sinistra, sulla destra invece ci sono i ragazzi di Decimo Mannu che con la maglia giallo-blu stanno presentando adesso in campo per giocarsi la loro partita con in palio, dicevamo, il titolo di campione regionale, ma comunque andrà a finire questa partita. Sarà sicuramente il grande volley a comandare, ad avere la meglio, perché sono due squadre giovanili che davvero si sono date battaglia per tutta la stagione, una stagione davvero molto molto difficile per entrambe le due formazioni. Intanto la battuta sarà per Porto Torres con Alessandro Tanca, che ha già il pallone in mano, pronto per far partire la sua battuta. E qua inizia la partita con il palleggio, la prima schiacciata di Decimo Mannu con il tentativo di Saba, poi la grande ricezione per Decimo, con adesso la possibilità di una prima schiacciata di Porto Torres. Ancora la schiacciata vincente per il primo punto, che è di Nicola Schirru per Decimo Mannu. Ed eccolo lì il palleggiatore di Decimo con la maglia numero 5, Giacomo Meloni. Va lui in battuta, la ricezione con Tanca che alza per il tentativo di Sini, che la mette dall'altra parte. Ancora Nocco il libero, ancora per Azzeni, questa volta il pallone passa ed è ancora con Schirru. Il punto numero 2 per Decimo Mannu, che inizia subito con il piede nell'acceleratore. Nicola Schirru molto cercato in posto 2, la sua posizione da opposto. Intanto la buona ricezione, il palleggio ancora di Tanca, la prima schiacciata vincente di Porto Torres con Schiattarella a mettere giù il pallone del 2-1. In battuta il numero 11 di Porto Torres, Cristian Schiattarella. Tentativo in questo avvio di match con la palla che va dall'altra parte, la tiene Schirru, l'alzata per il tentativo di schiacciata, non c'è il tocco, il pallone esce fuori, niente da fare per la schiacciata di Saba. Il punto va a Porto Torres con una seconda opportunità per Schiattarella in battuta. Va lungo, la tiene Azzeni, ancora Nocco ad alzare sempre
per Schirru, e poi ancora il pallone dall'altra parte della rete, ancora l'alzata di Tanka per la schiacciata, ma c'è il muro di Decimo vincente, ancora Schirru a metterla dall'altra parte, se non è schiacciata è a muro, il numero 4 dominante in questa fase iniziale. E va proprio lui con Nicola Schirru in battuta, il suo salto per metterla dall'altra parte, la buona ricezione, ancora Tanka ad alzarla, poi c'è l'infrazione di Porto Torres e il punto per Decimo Mannu. 4-2, ancora seconda opportunità in battuta, sempre per il numero 4 Nicola Schirru. Va dall'altra parte, ancora Alessandro Tanka ad alzarla per la schiacciata di Sini, il punto è tutto per lui. Partita che già da queste prime fasi di avvio si gioca punto a punto. Intanto in battuta Andrea Deana con la maglia numero 22. Ancora il tentativo di appoggio che non va a segno da parte di Cassaro. Il punto è per Porto Torres che raggiunge il 4 pari, subito bruciato il primo vantaggio, il primo allungo di Decimo. E allora con la battuta sempre per Deana, la tiene Nocco, il palleggio è sempre per Poloni e poi il punto che va a Decimo. Buona azione in questa circostanza, intanto entra con la maglia numero 13 anche Stefano Caria, esce in questo caso il libero Alex Nocco, mentre in battuta c'è Gabriele Azzeni, si ferma sulla rete il suo tentativo. Intanto è entrato per Porto Torres anche l'altro Tanka, Mario, il libero. La battuta con la schiacciata, con il muro che la respinge fuori, la schiacciata è di Enrico Cassaro che mette a referto questa schiacciata, il muro di Porto Torres largo. Punto numero 6, ancora a vantaggio e ancora in battuta Matteo Saba, la tiene Manunta, poi ancora chiamato lui alla schiacciata, la salva Decimo, deve però ributtarla dall'altra parte. Alessandro Tanka per la schiacciata di Bidoku, fermata dal muro, e poi c'è il tocco per ultimo del giocatore di Porto Torres. Punto numero 7 portato a casa da Decimo Mannu, ancora in battuta Matteo Saba, la tiene Schiattarella, poi c'è una brutta alzata e poi per gli arbitri c'è il fallo fischiato a Porto Torres. Il punto numero 8 con la terza battuta di seguito ancora di Matteo Saba, che andrà a battere dall'altra parte. 8-5 il punteggio in questo primo set di questa grande finale. Come grande la schiacciata vincente di Francesco Manunta, la mette giù nel campo sguarnito dalla difesa di Decimo. Intanto coach Caredda a parlare con Matteo Saba, mentre in battuta va ancora Manunta, pallone troppo lungo, non la tocca giustamente nessuno, quindi 8-6 e poi il 9 punti a referto adesso per Decimo con questa battuta troppo lunga di Francesco Manunta. Va Cassaro, la tiene ancora Manunta, l'alzata per la prima schiacciata che non va a segno di Bidoku, buona la difesa e poi il pallonetto sbagliato da parte di Matteo Saba.
si ferma sulla rete il suo tentativo di pallonetto. 9-7, ancora vantaggio Decimo, ma con il punto portato a casa da Porto Torres, così come la battuta di Andrea Bidoccu. Va lui al salto, il pallone corto, buono il salvataggio in un primo momento, poi ancora l'alzata di Tanca per la schiacciata perfetta di Cristian Schiattarella. Niente da fare per la ricezione di Decimo, che chiedeva un tocco all'arbitro. Niente da fare, quindi punto numero 8, ancora a ricucire lo svantaggio a Porto Torres, sempre in battuta Andrea Bidoccu. La tiene Noco, poi la contesa con il pallone che va a finire a Decimo, l'alzata sbagliata, Schirru ci prova in un secondo momento, il muro è perfetto, muro tutto di Andrea Deana, mettere il pallone dall'altra parte. Altro pareggio, altro vantaggio ricucito. Porto Torres c'è, Porto Torres resta attaccata a Decimo, che ha provato per 2 volte l'allungo in questo primo set. Ancora una battuta che si ferma però sulla rete da parte di Andrea Bidoccu. Il pallone si ferma sulla rete, dà la possibilità all'altro numero 13 dall'altra parte, è Stefano Caria, il capitano di questa squadra di Decimo nella sua corsa fino a queste finali regionali. Intanto Tanca per la schiacciata di Cristian Schiattarella, c'è la deviazione di Matteo Saba, ma il pallone comunque cade dalla parte del campo di Decimo. Nuovo pari, nuova battuta proprio per Alessandro Tanca, il palleggiatore del quadrifoglio Porto Torres. 10 pari, primo set. Va Tanca, sbaglia la ricezione, Cassaro, punto numero 11 per Porto Torres, che passa a condurre in questo primo set. Prima volta con la testa avanti per la squadra di Dario Nuvoli. Dario Nuvoli che è coach anche della Under 15, che da poco ha conquistato le proprie finali. Ci riprovano oggi i ragazzi in maglia bianca, l'Under 19 di queste grandi giovanili della quadrifoglio Porto Torres, che portano le loro squadre a giocarsi le partite più importanti. Intanto il palleggio sbagliato da parte di Giacomo Meloni. Punto numero 12, altro vantaggio doppio, questa volta per Porto Torres. Sempre in battuta Alessandro Tanca, si prolunga l'azione al servizio del numero 3, il palleggiatore di Porto Torres. La tiene questa volta Cassaro, Meloni per la schiacciata dalla seconda linea da parte di Saba, la tiene e poi va Schiattarella, ancora lui, ancora in diagonale lì nel campo dove non c'è la difesa di Decimo per il punto numero 13. Rottura prolungata per la squadra di Decimo. Mannu si è fatta raggiungere per la seconda volta dopo i primi 2 vantaggi, adesso è sotto di 3 con l'ennesima battuta di Tanca. Adesso è Meloni, prova a chiamare Schirru, che questa volta non sbaglia. Nicola Schirru, pallone in cassaforte quando è la numero 4 a schiacciarla. Questa volta il muro di Porto Torres la mette fuori, si interrompe la striscia di battute di Tanca. E proprio di nuovo ancora Schiattarella, questa volta il muro è perfetto, muro a 2 tra Azzeni e Saba. 13-12, si gioca punto a punto, degna finale in questi casi. Nessuna delle due squadre sta prendendo un ampio vantaggio. Ancora Meloni, la tiene lì, Tanca sceglie ancora la schiacciata dal
posto 4, niente da fare, poi Schirru questa volta scordinato, il numero 4 ha esagerato nel tentativo di schiacciata, pallone lunghissimo, pallone fuori, punto numero 14 per Quadrifoglio che porta in battuta ancora una volta Cristian Schiattarella. Nocco, ancora Meloni, ancora Schirru, la fucilata che non lascia scampo alla difesa di Andrea Bidoccu. 14-13 ed è proprio lo schiacciatore numero 4 di Decimo ad andare in battuta. Battuta lunga, la tiene Schiattarella, troppo lunga, poi Meloni ha provato, anzi era Zeni, e poi la schiacciata vincente di Porto Torres. C'è il tocco, il pallone che esce fuori. 15-13 per i ragazzi in maglia bianca, provano l'allungo, anche se è difficile, l'avevamo visto, nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo. In battuta Andrea Deana, la rete lo aiuta, fortunato in questo caso, niente da fare per il tentativo di Azzeni in difesa. Altro punto per Porto Torres, punto numero 16 per la squadra di Nuvoli. Ancora una battuta, Nocco la tiene, Meloni a smistare dalla seconda linea, il tentativo che si infrange ancora sul muro di Bidoccu e Sini. E intanto col punto numero 17 per Porto Torres, il più 4 per Porto Torres, Decimo chiede il time out. Allora ci fermiamo giusto un istante. Eccoci di nuovo da Oristano. 17-13 per la Quadrifoglio Porto Torres contro la Pallavolo Decimo Manu. Queste finali under 19, finali regionali in esclusiva su Directa Sport grazie alla FIPAV Sardegna, che ancora una volta cerca di diffondere lo sport giovanile anche sui canali social, anche sul web, per far arrivare a tutti questo magnifico sport giovanile. Questi ragazzi dell'Under 19 di queste due squadre che si giocano la finale. Intanto Porto Torres è avanti, Cassaro la mette dall'altra parte, la tiene Sini, poi la schiacciata, ancora una volta, perfetta, del numero 13 Andrea Bidoccu. 18-13. Niente da fare per il time out chiesto da Alberto Caredda per Decimo, per arginare Porto Torres. Nuovo time out, nuova pausa per le due squadre e allora brevissima pausa anche per noi. Quando le due squadre sono ancora tra i loro rispettivi coach per cercare di mettere su i loro attacchi e difese, con Decimo che deve difendere dalla battuta che sarà nelle mani di Andrea Deana del Porto Torres, che conduce 18-13 più 5 per Porto Torres dopo essere stato sotto per due parziali che hanno portato anche al più 4 Decimo Manu. Poi c'è stata la ricucitura da parte della squadra in maglia bianca, che prima ha pareggiato e poi allungato. Nocco la tiene, fa il pallone per Cassaro, non può schiacciare,
sbaglia anche Schiattarella e allora Cassaro ne approfitta per il punto numero 14 con il numero 16 a mettere a punto anche Enrico Cassaro. Punto numero 14 in battuta Gabriele Azzeni. Tanca per la schiacciata fermata di Sini, nuova opportunità per Decimo, la deve buttare però dall'altra parte Caria e poi la schiacciata tutta fuori, non c'è il tocco, sbaglia la sua schiacciata Francesco Manunta, pallone troppo esterno. Battuta ancora per Azzeni, va lungo, la tiene Schiattarella e poi grande difesa ancora di Azzeni, la deve buttare dall'altra parte Eschirru, questa volta Tanca può costruire il suo attacco con la schiacciata di Sini che però non va a segno. 16° punto di Decimo che riprova a mangiare il vantaggio di Porto Torres dal +5 al +2, 18-16. Non può schiacciare, però la mette nell'angolo esterno. Il numero 21 Francesco Manunta, sembrava un alleggerimento il suo più che un attacco, presa alla sprovvista la difesa di Decimo Mannu. Ingenui qua i ragazzi di Caredda a non difendere bene in questa circostanza, a regalare il punto. E la battuta ancora Gabriele Sini, la tiene in un primo momento, poi Meloni prova il salvataggio, niente da fare per Stefano Caria, punto numero 19, anzi numero 20 con il +4 di nuovo per Porto Torres. 20-16, aveva provato a riavvicinarsi Decimo, la ributta dall'altra parte Porto Torres, battuta ancora per Gabriele Sini. Meloni prova ancora per Cassaro che la sbaglia, c'è il muro perfetto, efficace. 21-16, prova a trovare l'allungo decisivo in questo primo set Porto Torres, +5 per la squadra di Dario Nuvoli. Ancora una battuta di Gabriele Sini, troppo lunga, niente da fare. Punto numero 17 per Decimo. Intanto sono due i cambi predisposti da Caredda, entra Aserio e Pilloni, anche dall'altra parte movimenti dalle panchine, ma si resta così, c'è solo il libero Mario Tanca in campo per Decimo e intanto va proprio in battuta Nicola Pilloni, neo entrato. Tanca per la schiacciata precisa e perfetta a terra di Andrea Bidoccu. 22-17, -3 alla fine del primo set per Porto Torres. +5 di nuovo massimo vantaggio per Porto Torres, battuta al salto troppo lunga di Francesco Manunta. E allora Cassaro in battuta, ma il numero 16 esce per dare la possibilità a Federico Afflitto di fare il suo ingresso in campo proprio per la battuta. Prova coach Caredda a mescolare le carte anche in battuta. Va Afflitto
troppo lunga però la sua battuta, niente da fare, la scelta del numero 30, 23-18. Andrea Bidocco in battuta, la tiene Nocco, l'alzata proprio di Pilloni e la schiacciata perfetta ancora di Schirru. 23-19. Con la battuta di Stefano Caria, il capitano di Decimo Mannu. Cercare di non lasciar scappare in questo primo set Porto Torres. Più 4 per Porto Torres in questo primo set. Va a Caria, si ferma però sulla rete la sua battuta proprio nel momento più importante. Il capitano e allora ritorna in battuta Alessandro Tanca per il set point numero 1. La tiene in un primo momento, ancora la battuta di Schirru, il muro troppo lungo. 20-24, salvato il primo set point, ce ne sono ancora 4 a disposizione della Quadrifoglio Porto Torres in questo primo set. Rientrano in campo Meloni e Matteo Saba, cercare di recuperare qualche punto in più. Tanto Meloni va lui a battere. Ancora 4 i set point a disposizione di Porto Torres. Il primo è stato cancellato da Decimo, ora ci prova con la schiacciata di Cristian Schiattarella che la mette giù, la mette in campo e si porta a casa il primo set. La Quadrifoglio Porto Torres 25-20 il primo set che va a casa della Quadrifoglio. E allora noi ci prendiamo una piccola pausa per rivederci fra pochissimo per il secondo set dopo il cambio di campo e quindi dopo una breve pausa per queste finali Under 19. Amici di Diretta Sport, siamo tornati da Oristano per questa finalissima regionale tra Quadrifoglio Porto Torres e Pallavolo Decimo Mannu Under 19, una finalissima della pallavolo giovanile regionale sulla nostra pagina, perché la FIPAV Sardegna ancora una volta
sta rilanciando la pallavolo giovanile. Eccoci qua quindi a far vedere tutte le partite di questi ragazzi in campo e tutte le categorie giovanili del volley regionale. E qua si sta giocando il secondo set tra Porto Torres e Decimo Manu. Il primo è andato al quadrifoglio, 25-20 il punteggio, una partita comunque che si sta giocando dagli ottimi ritmi. E adesso è Decimo che va a battere per avviare questo secondo set con Porto Torres che non trova il salvataggio. Decimo che si prende il primo punto e la battuta resta per il giocatore in maglia numero 13, Stefano Caria, il capitano di Decimo, che va con la battuta al salto, la tiene Pidocco e poi la schiacciata di Schiattarella. Meloni prova ad alzarla ancora per Schirru, il muro e ancora il salvataggio di Decimo, poi il tocco è fuori. Timida protesta di Decimo. Lo stesso coach Nuvoli a dire che è tutto ok. 2-0 in questo avvio. Nuova battuta per Stefano Caria. Ancora il salto per lui. La schiacciata ancora di Sini. La tiene poi Meloni ancora per Schirru. E ancora la diagonale perfetta. Niente da fare la difesa di Manunta. Punto numero 3, 3-0. Come nel primo set l'avvio è tutto di marca giallo-blu. Quarta battuta per Caria. La tiene il palleggio di Manunta. Ancora per Schiattarella. Questa volta c'è il tocco del muro. Il punto numero 1 per il giocatore in maglia numero 11 che va anche a battere Cristian Schiattarella. Con la battuta al salto per lui. La piazza lunga. Meloni, il primo tempo perfetto. Gabriele Azzeni a schiacciarla in mezzo al campo. 4-1. Andrà a battere Giacomo Meloni, classe 2002, per il palleggiatore di Decimo Manu. La battuta lunga, troppo lunga, esce sotto gli occhi di coach Nuvoli. Pallone che finisce oltre la linea. Secondo punto per Porto Torres. Andrea Deana in battuta. Si schiera in difesa Decimo. Va la battuta di Deana, troppo lunga. Anche lui a sbagliare la sua battuta. 5-2. Esce proprio lui per far spazio a Mario Tanca, il libero della quadrifoglio Porto Torres. E la battuta è per Schirru al salto. Non riesce l'alzata di Tanca. Errore per lui. Lo tranquillizza il suo allenatore. 6-2 più 4 in questo avvio. Ancora Schirru con la sua battuta. La tiene Schiattarella. Tanca questa volta alza in maniera perfetta. Però poi c'è l'infrazione di Porto Torres che regala il punto numero 7 per Decimo. E intanto primo time out. Ci fermiamo giusto un istante sul 7-2.
Eccoci di nuovo da Oristano, il timeout si sta esaurendo, il timeout chiesto da Porto Torres in questo secondo set sul più 5 per Decimo Mannu, che deve cercare di recuperare il primo set perso. Allora in battuta c'è di nuovo Nicola Schirru, una nuova opportunità per lui, efficace ancora una volta il numero 4 di Decimo Mannu. Questa volta un'altra infrazione di Porto Torres segnalata dall'arbitro, punto numero 8, facile errore nella rotazione. Va a parlarci Dario Nuvoli con l'arbitro per capire meglio la situazione. 8-2, ancora Schirru in battuta, si prolunga la battuta del numero 4 di Decimo Mannu. Palla lunga tenuta e poi la schiacciata perfetta di Andrea Bidoccu, non la tiene proprio Schirru. E allora punto numero 3 per tornare con il possesso, per tornare a battere con Gabriele Sini. Va Meloni ad alzarla per Cassaro, vicino alla linea, la tocca secondo l'arbitro di seria. Punto numero 9 per Decimo Mannu, 9-3, più 6, massimo vantaggio per Decimo Mannu in questo secondo set. 9-3, la battuta per Gabriele Azzeni. Profonda, la tiene il libero, Tanca, l'alzata per la schiacciata perfetta di Manunta. C'è il tocco del muro a mettere fuori. 9-4 ed è proprio lui, Francesco Manunta, a prendersi il pallone per la battuta. Cassaro la tiene, Meloni per il pallonetto perfetto di Stefano Caria. Cercato a salvarla proprio Mario Tanca, il libero della quadrifoglio Porto Torres. Niente da fare, il pallonetto vincente della battuta per Matteo Saba. E proprio Tanca per l'altro Tanca che alza una schiacciata che si infrange sull'altro muro di Decimo Mannu. È sempre Enrico Cassaro a rispedirla dall'altra parte. 11-4 in battuta, ancora Matteo Saba. Decimo Mannu che adesso ha un discreto vantaggio, più 7, ancora la battuta, c'è il tentativo di salvataggio per un attimo, ci ha provato Porto Torres, niente da fare per Francesco Manunta, si è letteralmente immolato per cercare di salvare quest'altra azione offensiva di Decimo, che allunga ancora, più 8, ennesimo time out. Ancora Porto Torres a parlarci su, perché sul 12-4 ce n'è bisogno. Ci fermiamo giusto un attimo. Eccoci tornati
nel parquet di Oristano. Questa grande finalissima, quadrifoglio Porto Torres, Decimo Mannu, secondo set 1-0, il primo set per Porto Torres, ma è Decimo a condurre il secondo set 12-4. Niente da fare per Schiattarella, non era semplice schiacciare in questa circostanza. Pallone sulla rete, 13° punto, con Decimo che prende il largo. Più 9, ancora una battuta di Matteo Saba. Tanca per Alessandro Tanca, la schiacciata ancora sbagliata di Porto Torres, niente da fare neanche per Bidocco, ancora il punto. Finisce nella parte del tabellone che dice 14 punti per Decimo. Resta ferma a 4, rottura prolungata per la quadrifoglio Porto Torres. Ancora Saba, la tiene il Tanca. E Meloni che prova a darla a Cassaro, niente da fare, la ricezione di Francesco Manunta. Porto Torres non riesce a venirne a capo in questo secondo set. Quindicesimo punto per Decimo. Intanto l'arbitro va a richiamare il capitano di Porto Torres, Gabriele Sini, chiedere un po' di tranquillità ai ragazzi di Dario Nuvoli, che in questo secondo set stanno faticando davanti a Decimo Mannu, che dopo aver perso il primo set vuole cercare di restare in scia. E allora Tanca prova con Schiattarella, ancora il muro a dire di no, però c'è la nuova opportunità, sempre con il numero 11, ancora largo. Chiede un tocco Porto Torres, tocco che non c'è secondo gli arbitri. 16-4. Si allunga il parziale di Decimo Mannu, sale anche un po' di nervosismo per Porto Torres, che non riesce a riordinare le idee, ne approfitta Decimo a mantenere alta la pressione con l'ennesima battuta di Matteo Saba, la tiene Manunta, poi Tanca per la schiacciata, questa volta vincente di Andrea Bidocco. Il muro di Decimo non funziona questa volta, si muove anche il tabellone di Porto Torres, punto numero 5, 11 i punti da recuperare per la squadra di Nuvoli. In battuta va proprio Andrea Bidocco, battuta però lunghissima, non riesce a dare continuità alla propria azione Porto Torres, un po' di confusione, errori anche in battuta. 17-5 ed è Cassaro a battere per Decimo, la tiene Tanca per Schiattarella, il pallonetto, la salva per un attimo Decimo e poi Schirru 2 volte, 3 con questa e la terza è una magia, una schiacciata perfetta, niente da fare per la difesa di Gabriele Sini, pallone che esce fuori, punto numero 18, 18-5. Non riesce a fare più di un punto di seguito Porto Torres in questo set. Decimo
a comandare adesso con la battuta troppo lunga di Cassaro. 18-6, palla nelle mani del palleggiatore Alessandro Tanca. Sono 12 punti da recuperare, sono tantissimi, ma il tempo c'è, nel volley niente è scontato. E allora Nocco, Meloni, la schiacciata sbagliata da parte proprio del capitano Caria. 18-7 e ancora Alessandro Tanca in battuta. Il palleggiatore di Porto Torres, la sua concentrazione, la battuta profonda, ace per Alessandro Tanca. Errore di valutazione del libero Alex Nocco. La palla gli cade alle spalle in pieno campo. Meno 10 per Porto Torres. Però ancora Tanca, ancora una battuta per lui per provare a ricucire. Ancora un punto in battuta per lui. Non è un ace perché non riescono i giocatori di Decimo a tenerla su, ma tant'è che funziona la battuta di Alessandro Tanca. E allora ci prova Alberto Caredda a parlare con i suoi ragazzi per cercare di interrompere i punti in battuta di Porto Torres, che è riuscita ora a metterne 3 di seguito, sino a 9 con la battuta di Alessandro Tanca. Una partita che resta comunque viva, molto attiva tra le due squadre che si sono avvicinati a questa finale con 2 partite portate a casa in maniera molto facile da parte di Porto Torres contro Olbia e contro l'Airone Tortolì. 2-3-0 e li hanno portati qua alle finali regionali di Oristano. Dall'altra parte la finale provinciale per Decimo Mannu è stata quella contro la Stella Azzurra di Sestu, il 3-1 dei ragazzi di Caredda che li ha portati fino a questa finale che si sta giocando qui da Oristano. Nocco, Meloni prova con Schirru, ancora lui, ancora perfetta la sua schiacciata. Punto numero 19, interrompe la striscia positiva di Alessandro Tanca dalla battuta. Pallone che va nelle mani di Stefano Caria, il capitano di Decimo. Andrà lui a battere al salto, la tiene Manunta, poi il pallone troppo lungo, ancora la scelta per Schirru, il muro perfetto di Porto Torres. Schirru la deve buttare dall'altra parte e allora Tanca per Schiattarella, ottima la difesa di Meloni, ancora Tanca per la schiacciata perfetta questa volta di Gabriele Sini. Si carica il capitano di Porto Torres. Punto numero 10, 9 da recuperare, Schiattarella in battuta. Predica calma Caredda per i suoi. 9 punti di vantaggio per Decimo, sono tanti. Serve attenzione, evitare errori. Dall'altra parte Porto Torres deve dare tutto per cercare di ricucire lo strappo di Decimo. Schiacciata di Manunta, il muro mette fuori. 11-19 e piano piano Porto Torres, punto qua, punto là, riesce ad avvicinarsi al -8. Ha rallentato un po' Decimo, ne ha approfittato Porto Torres, anche mettendo meglio le battute. Non può schiacciare Schirru. Allora
ci prova con il numero 21 Manunta, il muro però è perfetto di Decimo Mannu. Gabriele Azzeni a metterla dall'altra parte, 20-11 in battuta va proprio Giacomo Meloni. La piazza lunga, la tiene Schiattarella, Tanca per la schiacciata, presa da Nocco e poi dalla seconda linea Cassaro, la tiene ancora Manunta dalla parte opposta, Sini la butta dall'altra, Nocco sceglie il tentativo di schiacciata di Decimo, ancora Schiattarella, sbaglia, la doppia per lui, punto numero 21 Decimo Mannu, ancora più 10, ancora Meloni in battuta. Schiattarella, Tanca per Sini, il muro di Decimo va fuori, punto per Porto Torres e la battuta andrà per Andrea Deana. Tanto si piazzano in zona ricezione i ragazzi di Decimo. Nocco la tiene, Meloni prova il pallonetto perfetto di Matteo Saba, 22-12, rientra Mario Tanca, esce ancora Andrea Deana. Battuta per Schirru, la tiene Manunta, poi il pallonetto perfetto da parte di Bidoccu. 13° punto. Per Porto Torres, va in battuta con Sini, battuta con il nastro che la devia, Meloni sbaglia l'alzata e allora punto numero 14 per Porto Torres, seconda opportunità in battuta per il capitano Gabriele Sini. Nocco, Meloni questa volta l'alza bene per Cassaro, c'è il tocco, anzi non c'è il tocco del muro, dicono gli arbitri. In un primo momento c'era apparso il tocco del muro di Porto Torres, così non è, e allora altro punto per Porto Torres, numero 15, ancora una battuta di Sini, Nocco questa volta la lascia uscire, 23-15. Intanto la battuta per Gabriele Azzeni, predica tranquillità, i due coach, placare la verve delle due squadre in campo in questo secondo set. Fucilata di Manunta in campo, 23-16, ancora un punto per Porto Torres che adesso, rimessa a posto la battuta, sta trovando anche più continuità nei punti, non ha lasciato scappare Decimo fino alla fine, anche se i punti da recuperare sono parecchi. Meloni in qualche modo la alza, la salva Tanca, c'è l'invasione, Porto Torres, e quindi punto numero 24 per Decimo, e allora sono set point ne ha 8 Decimo Mannu per portarsi a casa questo secondo set. La battuta ancora per Matteo Saba, numero 12, la pallavolo Decimo Mannu, Tanca la tiene, Alessandro Tanca per la schiacciata che non va a segno,
di Bidoccu, poi il pallonetto di Schiattarella, ancora Saba per Cassaro con la deviazione del muro, ancora Tanca, ancora Schiattarella, fuori, non c'è il tocco. Allora 25-16 si chiude anche questo secondo set. Questa volta a portarselo a casa il set è la pallavolo Decimo Mannu. Si torna in parità 1-1 dopo il primo set di Porto Torres 25-20, il secondo è di Decimo Mannu 25-16. Piccola pausa per noi e poi di nuovo qua da Oristano. 3 decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua 4 ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno a essiccazione con centrale termica dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Care Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, pressi viale Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Eccoci di nuovo da Oristano, ancora una volta il grande volley qua per le finali regionali tra le due squadre under 19 della Quadrifoglio Porto Torres Pallavolo Decimo Mannu. Il risultato è perfetto, di parità 1-1, primo set da una parte per Porto Torres 25-20, il secondo portato a casa da Decimo 25-16 e adesso si apre il terzo set con il pallone che va in battuta tra le mani di Francesco Manunta della squadra della Quadrifoglio Porto Torres, allenata da coach Dario Nuvoli, dall'altra parte il coach Alberto Caredda, per queste due giovani squadre che si stanno dando battaglia in questa lunga stagione di difficoltà per tutto lo sport, con la pandemia che ha falcidiato tantissime gare, si sono dovute concentrare anche in questo periodo, ma la FIPAV Sardegna ha voluto offrire a tutti voi il grande spettacolo del volley giovanile grazie all'accordo con Diretta Sport, per farvi vedere quanto è bello questo sport tra queste squadre così giovani ma così agguerrite, come il primo punto di Skirru, il numero 4 di Decimo, ancora una volta ad aprire con il vantaggio della squadra in maglia giallo-blu, come è capitato in tutti e tre i set. Primo punto sempre per Decimo, con il numero 4 anche oggi tra i migliori in campo della squadra di Decimo. La tiene Manunta, il pallone di Sini per Bidoccu, poi la schiacciata la tiene lì, la schiacciata di Skirru, ottima la difesa di Sini, la salva ancora in qualche modo Decimo. Tanca l'alzata per Bidoccu, il punto è per lui, c'è l'infrazione di Decimo. 1-1, subito parità con Porto Torres che ha bisogno di scuotersi dopo un secondo set giocato maluccio, soprattutto in battuta per più della metà del set, con Decimo che aveva messo la freccia senza poi dare opportunità alla squadra
in maglia bianca di recuperare, ma intanto ora si porta a casa il suo vantaggio nel terzo set, 2-1, e la battuta è ancora per il numero 13 Andrea Bidoccu. Va lui in battuta con il salto, la tiene in qualche modo Schirru, dalla seconda linea Cassaro, sbutta proprio in mezzo alla rete. 3-1 e ancora in battuta Andrea Bidoccu. Seconda battuta per lui. Perfetto il salto, ancora Schirru in qualche modo in due tempi, poi la salva Decimo che la mette giù con Gabriele Azzeni. Nuovo pari, 3 pari. 3-2. Il cambio con Schirru che va a battere sulla rete il suo tiro. 4 per Porto Torres, con il palleggiatore Alessandro Tanca per il suo turno di battuta nel secondo set. Proprio col suo turno di battuta Porto Torres ha coltivato la speranza di recuperare lo strappo di Decimo. Tanto qua la battuta era buona, un po' meno la ricezione di Sini, e quindi il punto numero 3 per Decimo Mannu. Intanto la ricezione, Schiattarella, perfetto. C'era un problema sul tabellone, 5-3 il punteggio, e allora Schiattarella in battuta con il +2 per Porto Torres. Potente la battuta di Schiattarella, non la tocca nessuno, troppo lunga. 5-4 e la battuta questa volta va a Matteo Saba. Saba, perfetto, non la tiene Bidoccu. Pareggio, 5 pari per il recupero di Decimo. Si carica il numero 12 Matteo Saba, anche lui classe 2002. Va a battere la sua seconda opportunità. La tiene questa volta Bidoccu, Tanca la piazza per Manunta, il muro in un primo momento, la salva Cassaro. Pallone per Schirru, ancora Alessandro Tanca, questa volta non può schiacciare Sini. Meloni per la schiacciata del capitano Caria, salva ancora Meloni per Cassaro, il muro, questa volta la spara fuori, e allora Decimo conquista il suo punto numero 6. Terza opportunità in battuta ancora per Matteo Saba. Ancora Saba in battuta, 6-5 in questo terzo set. La tiene in qualche modo Porto Torres, sbagliando non ha potuto farci niente Sini.
E ancora Matteo Saba in battuta. Anche Matteo Saba nel secondo set è stato determinante in battuta per portarsi a casa tanti punti. Adesso Essini, pieno campo al centro dove non c'è nessuno di Decimo Mannu, 7-6. Il capitano della Quadrifoglio a mettere a terra. Intanto si rivede in battuta Andrea Deana. Battuta profonda, la tiene Schirru. Meloni ancora per Cassaro. Il muro la devia, però ha toccato il pallone. Tanto c'è piccola contestazione delle due squadre sull'attestazione del punto. Stanno consultando anche gli arbitri. In un primo momento hanno dato punto a Porto Torres, poi in questo momento hanno rivisto la loro scelta e stanno dando il punto a Decimo Mannu. Questa volta è coach Nuvoli a lamentarsi. Tanto ancora le lamentele con il coach, in questo momento viene ammonito. Momento particolare dell'incontro, finora è stata una partita molto corretta. Piccoli screzi ci possono stare, la tensione di queste partite a finale tra due squadre giovanili che si stanno dando battaglia qui a Oristano per capire chi sarà la squadra campione regionale Under 19. Tanto Schiattarella a parlare con l'arbitro ancora a cercare di chiarirsi. Punto comunque che viene confermato per Decimo Mannu. Adesso gli arbitri stanno cercando di rivedere il punteggio. Attimi di confusione intanto in questa partita con, dicevamo, una finale molto combattuta finora. 25-20 il primo set, 25-16 il secondo. A funzionare le battute di Decimo in questi due set, nel secondo e in questo scorcio di terzo set. Piccolo passaggio a vuoto nel secondo set da parte di Porto Torres, che non ha trovato per lunga parte del secondo set le battute giuste per cercare di tenersi in scia. Quando c'è riuscita, soprattutto grazie ad Alessandro Tanca, era un po' troppo tardi, tant'è che il secondo set è finito 25-16 per due squadre che, dicevamo, si sono avvicinate a questa finale regionale dopo aver liquidato nelle loro rispettive finali territoriali. Decimo la Stella Azzurra di Sestu per 3-1 e la Quadrifoglio l'Airone Tortolì. Intanto finalmente si può ripartire, 8-7 il punteggio. Le squadre devono in qualche modo provare a rimettere a posto le idee. Intanto Schirru la piazza, 9-7. Ancora Cassaro, battuta al salto, la tiene Schiattarella, Tanca per la schiacciata di Manunta, il muro è fuori, punto numero 8 per Porto Torres. Francesco Manunta.
alla battuta Gabriele Sini, tanto la salva Meloni, la deve ributtare di là Schirru, poi il pallonetto, Nocco la tiene, palla contesa e poi sbaglia il tocco Bidocco, niente da fare per lui. Punto per Decimo Mannu, 10-7 il punteggio, ripristinato anche il tabellone, ha avuto qualche problema poco fa il tabellone ufficiale. Nel frattempo 10° punto di Decimo Mannu, poi Schirru la tiene lì, Schiattarella, poi Manunta, il muro non riesce a respingerla e quindi va a segno a quadrifoglio. 10-8. Francesco Manunta. Va lui a battere. Errore di posizione per Decimo Mannu. (19) regalato il punto da Decimo. Nuova battuta per Francesco Manunta. La tiene Meloni, la schiacciata tentata da Saba e poi pallone che fa il giro da fuori, quindi non è valido la schiacciata di Porto Torres. Il punto va a Decimo Mannu, 11-9 con Meloni in battuta. Ritorna in campo anche Mario Tanca, la tiene Alessandro Tanca per la schiacciata di Bidocco, niente da fare, anzi sì, il pallone è caduto dalla parte di Decimo e allora per gli arbitri è il punto numero 10 per Porto Torres. Nuova battuta per Andrea Bidocco. E lui adesso con il pallone tra le mani, un po' di confusione in questo terzo set tra punti contesi e contestati. Qua c'è l'errore in battuta di Bidocco. 12-10, si resta comunque in scia tra le due squadre, 12-10. Va Schirru in battuta, la tiene Bidocco, poi Tanca per Deana che va a segno, dice anche l'arbitro. Il pallone ha toccato terra, questo suo tentativo al posto 3 e allora 11-12, -1 Porto Torres con un'altra battuta di Alessandro Tanca, sempre efficace con i suoi turni di battuta il palleggiatore di Porto Torres. La tiene Nocco e poi il muro ancora di Deana, secondo punto consecutivo per il numero 22. Ottimo anche a muro per il 12 pari, si torna in parità e ancora Alessandro Tanca in battuta, ancora una volta lui ad allungare la serie di battute consecutive per Porto Torres. Questa volta però troppo lungo il tentativo. 13-12, Gabriele Azzeni in battuta. Anche lui a piazzarla
lontano Schiattarella, muro fuori di Decimo, 13 pari. Anche Schiattarella oggi caldo nelle sue schiacciate, chiamato in causa poco nel secondo set. Adesso prova di nuovo dalla battuta, Nocco la tiene, Meloni per la schiacciata del capitano Stefano Caria, punto numero 14 anche per il più esperto dei giocatori di Caredda, capitano Stefano Caria. Intanto in battuta Matteo Saba, la tiene Biddoku, poi la schiacciata di Manunta, Nocco la tiene e poi non si capiscono Cassaro e Caria, pallone che cade in campo. Altro pari a 14 questa volta con Deana che va a battere per il suo turno. 14 pari. Sta usando poco il libero, coach Nuvoli preferisce mantenere il muro sotto rete più alto. Adesso il pallone è alzato male da Tanca, ma c'è un'altra opportunità per Sini, la salva in qualche modo Decimo, nuova opportunità ancora per Manunta, altro muro di Meloni e Caria, ancora i due. Allora è Meloni che prova a scegliere Cassaro, questa volta è il muro di Porto Torres, si allunga ancora lo scambio, Sini, il pallonetto, la risolve lui, la risolve il capitano Gabriele Sini. 15 a 14, lo scambio più lungo del secondo set ed è anche lo scambio più lungo del match finora. Se lo porta a casa Quadrifoglio e allora Deana, il pallone che cade in campo, la riga sverniciata dalla battuta perfetta di Andrea Deana. Sta salendo in cattedra il numero 22 dopo i primi due set dove si era visto poco. Il numero 22 di Porto Torres adesso punto muro vincente e un'altra battuta efficace, questa volta però esagera, troppo lunga, e allora si va a sedere in panchina per far tornare in campo il libero Mario Tanca. 15-16, questo sì, terzo set, tutto punto a punto, le due squadre non lasciano scappare l'altra. La schiacciata ancora perfetta, ancora di Andrea Biddoku, 17° punto, campo aperto, brutta posizione in campo di Decimo, ha lasciato scoperta la parte centrale del campo, proprio lì, ha mirato il numero 13 di Porto Torres che andrà in battuta con Sini, troppo lunga questa volta la sua battuta, punto numero 16 e va l'altro capitano, questa volta quello di Decimo, Stefano Caria. Battuta al salto, la tiene Schiattarella, Tanca per Manunta, lunghissima la sua schiacciata, non c'è il tocco del muro, pareggio a 17 per Decimo. Terzo set super combattuto, va Stefano Caria, altra battuta al salto, presumibilmente ancora Schiattarella, la tiene, poi il primo tempo perfetto con il punto portato a casa da Porto Torres, 18-17. Rientra anche Alex Nocco in campo, il libero proprio per il capitano Caria che lascia il campo. Manunta
lunghissimo nell'angolo, perfetto, letta male dalla difesa di Decimo. Ace anche per Francesco Manunta. Una buona opportunità questa con il +2 di Porto Torres, e infatti sul +2 coach Alberto Caredda ci vuole parlare su. Ci prendiamo una brevissima pausa anche noi. Terzo set, 19-17 per Quadrifoglio Porto Torres contro Pallavolo Decimo Mannu. Partita combattutissima, 1-1 il conto dei set, il primo portato a casa da Porto Torres, il secondo portato a casa da Decimo Mannu. La battuta ancora di Manunta, la tiene in qualche modo Porto Torres da mette giù con Schiattarella. Punto numero 20, +3 per Porto Torres. Prova Porto Torres a mettere l'allungo decisivo in questo terzo set. Ancora Manunta, altra opportunità per lui. Non può schiacciare Schirru, che sbaglia anche. Fischio dell'arbitro. Punto che cade per Porto Torres, 21-17. Adesso Decimo perde un po' il propria solidità con un Porto Torres che ne sta approfittando in questo terzo set, 21-17. Altro time out chiesto per cercare di parlarne su. Ancora sono già pronti i ragazzi della Pallavolo Decimo Mannu. Dall'altra parte c'è il coach Nuvoli che ancora sta cercando di impartire i suoi dettami alla squadra. Intanto vediamo schierati già sulla linea per l'ingresso in campo i ragazzi di Decimo Mannu, che devono recuperare 4 punti di svantaggio in questo terzo set. Può essere importante per entrambe le squadre portarselo a casa per far pendere l'ago della bilancia dalla loro parte prima del quarto set, ormai alle porte, 21-17. Nonostante il grande caldo qua a Oristano in questo primo scorcio di estate, le due squadre comunque non ne stanno risentendo. Grande spettacolo. E allora Meloni prova a darla a Schirru, il muro non è efficace questa volta per Porto Torres. 21-18, questa volta i time out sono serviti a Decimo Mannu per smuovere il tabellone. 21-18, ancora 3 lunghezze di vantaggio per Porto Torres. Qua Schiattarella per un attimo sbaglia e poi è sempre lui in schiacciata a metterla troppo lunga. Punto numero 19 per Decimo, ancora Meloni in battuta. Si assottiglia il vantaggio di Porto Torres e allora battuta per il palleggiatore in maglia numero 5 che sbaglia la sua battuta. Regala il punto a Porto Torres, 22-19. In battuta va Andrea Bidoccu, maglia numero 13. Battuta al salto, la tiene Schirru, la alza Meloni, la schiacciata che viene ribattuta
nuova opportunità per Matteo Saba, la tiene anche Manunta, poi Schiattarella non può schiacciarla e allora è Saba, Meloni, sbagliano i ragazzi di Caredda, non si capiscono Meloni e Azzeni. 23esimo punto letteralmente regalato da Decimo Mannu a Porto Torres, che ringrazia, fa punto numero 23. Altra battuta per Andrea Bidoccu, la tiene Nocco, Meloni questa volta sceglie Saba, la tiene ancora Bidoccu e poi sbaglia l'alzata, l'infrazione per Porto Torres. 20-23, 20esimo punto con Schirru che va in battuta per la pallavolo Decimo Mannu. Perfetta la battuta di Schirru, ace, niente da fare per Manunta. 23-21 il time out chiesto da Porto Torres e allora ci fermiamo adesso sì per qualche istante sul 23-21, ma ritorneremo subito dopo il time out. Di nuovo in diretta da Oristano, le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo dopo il time out chiesto in queste fasi cruciali del terzo set. 23-21 per Porto Torres, 2 i punti di vantaggio, ma la battuta è per Schirru, per Decimo Mannu. Proprio Schirru con il suo ace aveva fatto punto numero 21 poco prima del time out. Va di nuovo il numero 4, sempre insidioso in battuta, questa volta la tiene Manunta con un po' di difficoltà, non può alzarla bene Tanca e allora nuova opportunità per Meloni, la piazza per Saba, il muro a dire di no per la prima volta, poi Nocco con la schiacciata di Cassaro, il muro di Schiattarella, gli arbitri danno il punto a Decimo. Schiattarella chiedeva il punto per sé, così come coach Nuvoli. Nel frattempo per gli arbitri il punto è il numero 22 per Decimo, ancora una battuta di Schirru, recuperato quasi tutto lo svantaggio da parte di Decimo. Efficace la battuta di Schirru, questa volta la tiene Schiattarella che va a prendersi anche la schiacciata, Nocco la salva, Meloni non può schiacciare Decimo, Schiattarella può schiacciare e si vede tutta la sua schiacciata, piega le mani della difesa di Saba. 24-22 e allora sì, il set point è per Porto Torres, ne ha 2 tra le mani Alessandro Tanca, che finora in battuta è stato molto efficace. Non poteva capitare meglio la rotazione per questo set point con la battuta di Alessandro Tanca. Grazie lui oggi Porto Torres è riuscita spesso in battuta a mettere in difficoltà Decimo. Da vedere se in questo set point il palleggiatore riuscirà a mettere la sua battuta ed è così, è un ace che vale il punto set. 25-22, lo dicevamo, la battuta di Alessandro Tanca è davvero perfetta oggi e quindi senza smentirci ma per darci ragione, 25-22 il terzo set va tutto a Porto Torres, che conduce adesso 2-1 e si va al quarto set che sarà decisivo probabilmente, a meno che Decimo non dirà di allungarla al tie break. Ci prendiamo una piccola pausa. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna,
entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'hotel Ulivie Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivie Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. E di nuovo in diretta da Oristano per questa finalissima del campionato Under 19, le fasi finali regionali del volley giovanile qua in diretta su Directa Sport con la FIPAV che continua a volervi mostrare in diretta le fasi più importanti del campionato di volley giovanile, qua con le due squadre che si stanno giocando il campionato regionale Under 19. Quadrifoglio Porto Torres contro Pallavolo Decimo Mannu, finora 2-1 dice il punteggio all'alba adesso del quarto set, con Porto Torres a chiudere 25-20 il primo set, a perdere il secondo 16-25 e poi poco fa 25-22 con la squadra di Dario Nuvoli a condurre 2-1. Adesso il quarto set potrà essere quello decisivo o per Porto Torres, oppure se Decimo Mannu riuscirà a recuperarlo allora si andrà a giocare al tie break. Nel frattempo le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo per questo quarto set. Hanno riordinato le idee, c'è tanto caldo oggi a Oristano, però finora la partita non ha lesinato certo in spettacolo e divertimento tra due squadre che stanno combattendo per portarsi a casa la palma del campionato regionale. Intanto le due squadre stanno per rientrare in campo, li leggiamo di nuovo i ragazzi che oggi si stanno dando battaglia. Decimo Mannu sta giocando con Afflitto, Aserio, Azzeni, Caria, Cassaro, Matta, Meloni, Nocco, Pilloni, Saba, Schirru e Sunda. Dall'altra parte invece la quadrifoglio Porto Torres con Alessandro Tanca, Mario Tanca, poi Fadda, Schiattarella, Bidoccu, Attanasio, Sini, Sanna, Manunta e Deana. Le due squadre sono tornate adesso in campo con la battuta che va tra le mani del capitano della Decimo Mannu, con Stefano Caria che aprirà le danze in questo quarto set. Intanto gli arbitri stanno controllando i due sestetti che sono in campo. Tanto
sulla linea di ingresso in campo c'è anche Mario Tanca, il libero, che prende il posto di Deana. Tanto si può ripartire adesso per questo quarto set con, eccola qua, la battuta iniziale del capitano di Decimo, e poi è Schiattarella, Muro, però nuova opportunità, Sini la deve mandare dall'altra parte, Meloni sceglie la posizione centrale di Azzeni, che non trova il pallone. Ancora un'incomprensione tra i due, è la seconda. Nel set precedente tra Meloni e Azzeni c'è stata una incomprensione, anche in quel momento c'è stato il punto regalato a Porto Torres, così pure adesso per l'1-0 per la Quadrifoglio. Meloni allarga per Schirru, la salva in qualche modo Porto Torres e si porta a casa anche il punto numero 2 per questo avvio di quarto set, a differenza dei primi tre, dove i primi punti erano stati di marca pallavolo Decimo. Il quarto set si apre con i 2 punti di Porto Torres e la battuta di Bidoku, che però la sbaglia. 2-1, rientra in campo anche Deana di nuovo per il libero. Sceglie spesso questo sestetto, oggi la tiene comunque Bidoku, e poi la schiacciata di Schiattarella, ancora preciso, 3-1. Altro punto per il numero 11 di Porto Torres. Alessandro Tanca la battuta, il suo ace alla fine del terzo set è valso il 25esimo punto, che ha dato e ha regalato il terzo set a Porto Torres, che si porta a casa anche quest'altro punto. 3-1. Timide proteste di Decimo. A chiedere spiegazioni per questo fischio. Ancora Alessandro Tanca con la palla in mano per la battuta. Tanto vanno a parlarci su con Matteo Saba, a capire dall'arbitro che cosa ha fischiato. Nel frattempo ancora Alessandro Tanca è pronto per la battuta. Ancora un po' di tensione per questa finale. La battuta con la salvataggio, e allora riparte con Tanca, il pallonetto di Deana, la salva Meloni, poi la contengono lì. Tanca per Schiattarella, la salva ancora Schirru e poi sbaglia proprio Saba. (5-1). E nel frattempo si va al time out sul 5-1 e ci prendiamo una piccola pausa. Ritornano in campo le due squadre con il punteggio fissato sul 5-1. Quarto set con Porto Torres a condurre ancora una volta. Allora la battuta per l'ennesima volta è di Alessandro Tanca, oggi mattatore proprio al servizio. Va Tanca, la tiene Nocco, poi c'è il pallone con la schiacciata, ancora una volta
di Nicola Schirru, sicuramente il più efficace della pallavolo Decimomannu in schiacciata in attacco oggi. 5-2, si prosegue, si va avanti. La ricezione, poi Tanka sceglie Schiattarella con il pallonetto, una magia di Schiattarella che non era riuscito a trovare il tempo giusto per la schiacciata, e allora in caduta con il pallonetto ha salvato la situazione con un punto magistrale e va a prendersi anche il pallone per battere il suo turno al servizio. La ricezione, ancora Meloni, sceglie Cassaro, c'è il tocco del muro, palla fuori, punto numero 3. 6-3 in questa fase di gioco, 6-3 per Porto Torres, il punto appena fatto è quello di Decimomannu in questa finale Under 19, combattutissima, al quarto set, 6-3, la battuta è per Gabriele Azzeni. La tiene Schiattarella, Tanka per Manunta, il muro che va a segno con il duo Caria-Saba. Perfetto. 6-4, Decimomannu è lì, è aggrappata ancora al match. Ancora Azzeni in battuta. Ancora il suo salto, la tiene Schiattarella, Tanka per Sini, questa volta è lui perfetto a metterla giù. Deana a battere adesso il turno di battuta. Va Deana, lunghissimo, pallone che esce, 7-5. Va Matteo Saba in battuta. La tiene poi Tanka per il tentativo di Bidoku che non riesce a salvarla. Questa volta è l'attacco di Porto Torres a non capirsi. Tanka non si è capito proprio con Bidoku. 7-6, Decimo che resta in scia. Ancora Matteo Saba, la battuta presa da Schiattarella, Tanka ancora per Manunta, il muro un'altra volta, perfetto di Decimomannu. 7 pari, secondo muro vincente in questo set. Si alza anche la barriera di Decimomannu con il muro. E ancora Matteo Saba in battuta. Tanka per Manunta, per Bidoku, anzi è lui a schiacciare, a mettere giù. Punto numero 8, di nuovo avanti Porto Torres, di nuovo in battuta Gabriele Sini. La tiene Nocco, Meloni subito per il capitano e poi il punto in qualche modo lo porta a casa Decimomannu. La schiacciata di Caria salvata in qualche modo da Schiattarella. Schiattarella, piccolo infortunio per lui. Otto pari, intanto i compagni di squadra danno un sostegno proprio a Schiattarella per cercare di salvare questo punto. Ha avuto un leggero infortunio, probabilmente una questione muscolare per lui, con
il numero 11 oggi comunque in palla, tanto si prepara in ogni caso con la maglia numero 6 Mauro Fadda, anche lui potrebbe fare il suo esordio in partita oggi. Si rialza comunque Schiattarella, tutto a posto per lui, era un piccolo problema probabilmente muscolare, fa cenno che vuole provarci proprio in questa fase. Intanto c'è il time out del coach di Porto Torres Nuvoli e allora ci prendiamo giusto una piccola pausa per ritornare qua fra pochissimo. Otto pari, quarto set, le due squadre sono adesso pronte sul terreno di gioco per continuare questa finale under 19 tra le due squadre che si stanno sfidando stasera. Porto Torres in vantaggio 2-1 nel computo dei set, 8 pari, perfetta parità in questo quarto set, con gli arbitri che controllano lo schieramento di Porto Torres. Tutto in ordine, il pallone è tra le mani proprio di Enrico Cassaro per Decimo Mannu con la sua battuta, non va troppo bassa, piena rete, nono punto quindi per Porto Torres con Francesco Manunta. La tiene Nocco, Meloni sceglie ancora Schiru che non può però schiacciare, la ributta così, ci prova Biddoku, poi tanca ancora Persini, non trova né il campo né il tocco dei giocatori di Decimo e quindi pareggio, 9 pari ancora. Stefano Caria a battere per Decimo Mannu, la tiene Manunta, la alza Tanca, la salva ancora Caria, Meloni dalla seconda linea Saba, ancora Alessandro Tanca, il pallonetto perfetto di Biddoku, Andrea Biddoku, il punto numero 10. Porto Torres che resta lì a condurre di un punto, è proprio il numero 13 Biddoku a portarsi in posizione di battuta. La tiene Schirru, Meloni ancora per il 4 con la fucilata in mezzo al campo, 10 pari, ancora una schiacciata perfetta di Nicola Schirru che porta Meloni in battuta, palleggiatore di Decimo Mannu. Tanto si può riprendere a battere, va Meloni, la tiene in qualche modo Porto Torres, poi c'è l'infrazione fischiata a Decimo Mannu e allora 11-10 con Alessandro Tanca che si mette in posizione di battuta. Tanto il numero 3 palleggiatore di Porto Torres in posizione di battuta oggi è stato perfetto nelle sue battute. E dentro anche questa, un altro ace, continua, perfetta la sua battuta, 12-10. Decisiva finora la prestazione in battuta di Alessandro Tanca che ci riprova ancora una volta. Questa volta è Nocco a prenderla, Meloni sceglie ancora Schirru, questa volta la sua schiacciata da posto 2 è perfetta.
trovato il tocco del muro che mette fuori 12-11 e va proprio Schirru in battuta. Tanca per Sini, smorza il muro di Decimo. Nocco la alza per Cassaro, pallone che viene toccato da Bidoku, pallone che sarebbe uscito. Bidoku ci mette comunque il braccio e dà il 12° punto a Decimo. Un'altra battuta per Nicola Schirru. La tiene Schiattarella, Tanca sceglie ancora il suo numero 11, palla fuori, non c'è il tocco e ancora Schiattarella a terra. Problemi muscolari, i crampi probabilmente per lui. Questa volta il cambio è quasi inevitabile per il numero 11 che oggi è stato in molti momenti della partita, è stato decisivo con le sue posizioni d'attacco, e allora rientra in campo con il numero 6 Mauro Fadda. Fa il suo ingresso al posto di Schiattarella, che paga forse anche il grande caldo. In battuta c'è ancora lui, Nicola Schirru. 13-12 per Decimo Manu. Si è riportato in vantaggio Decimo. Allora è Tanca che la allarga per Sini. Può solo rimandare dall'altra parte. Meloni sceglie ancora Schirru dalla seconda linea. Perfetta la schiacciata anche dal posto 6 per Nicola Schirru. 12-14. Dove lo metti? Nicola Schirru sa fare male. E va ancora lui in battuta. 14-12. Pallone lungo, la tiene in qualche modo proprio Fadda, poi deve rimandarla dall'altra Sini. Meloni sceglie Cassaro, la tiene Bidoku, ancora Sini, la mette lunga, la tiene Nocco. Meloni sceglie ancora Cassaro, questa volta il muro è perfetto, proprio il neoentrato Mauro Fadda ci mette le mani. 13° punto per Porto Torres, più 1 ancora Decimo. In battuta Vadeana. Viene corretta l'azione di battuta. Stava per fare un'altra infrazione Porto Torres, se ne sono accorti in tempo. Intanto è Fadda che deve andare a battere. Si può riprendere. 14-13. Fadda la tiene in qualche modo Nocco, poi la schiacciata vincente di Gabriele Azzeni. Niente da fare per la difesa di Porto Torres che respinge fuori. Proprio Azzeni va a battere. Profonda, tocca la riga, ace anche per Azzeni. 16-13. Tanto chiede il timeout Porto Torres sul 16-13 per Decimo. Un attimo di pausa anche per noi. Di nuovo in diretta, 13 Porto Torres, 16 Decimo Manu al quarto set, con Porto Torres in vantaggio
nei set 2-1, ma Decimo la vuole portare al tie break e allora va Azzeni, la tiene Fadda, apertura per Manunta che non trova il campo di Decimo, che si porta a 17. Ancora Azzeni in battuta, si allunga anche la serie delle battute di Decimo. Con l'aiuto del nastro però riesce in qualche modo a salvarla Porto Torres. Meloni prova con Caria, il muro è perfetto di Deana, la mette dall'altra parte, niente da fare neanche per il capitano di Decimo. Deana dopo il muro vincente si va a prendere anche il pallone per la battuta. (17-14). C'è ancora da parlarci su per gli arbitri. Eccola la battuta con il pallone alzato per Cassaro, palla fuori, ma c'è il tocco proprio di Deana. E allora 18-14, rientra in campo il libero per Porto Torres, esce proprio Deana, intanto è Saba in battuta. La ricezione di Fadda, poi Manunta, palla troppo, palla in campo dicono gli arbitri. Per un attimo è sembrata lunga, l'arbitro di sedia dice che è entrata dentro, ha colpito la riga sicuramente, e allora 18-15 per gli arbitri. Intanto capitano di Decimo va a chiedere proprio all'arbitro il perché della sua decisione ovviamente che non cambia. Sul pallone, il punto di battuta, c'è già Gabriele Sini pronto per battere, ma sbaglia anche lui in battuta. Passaggio a vuoto anche per il capitano, tanto è Cassaro che va a prendersi il pallone. 19° punto per Decimo Mannu, 15 per Porto Torres. La tiene il libero, poi Manunta, niente da fare, va a sbagliare (20-15). Ancora una battuta di Cassaro. La tiene Tanca, la dà per Alessandro Tanca. Manunta sbaglia Schirru, la tocca quando il pallone probabilmente sarebbe uscito. Anche lui errore di valutazione. 16° punto allora con Francesco Manunta in battuta. Troppo larga la battuta di Manunta. 21-16. Porto Torres prova a restare in scia, ma in questo quarto set è tornata la solidità di Decimo Mannu, con la battuta adesso del capitano Stefano Caria. La tiene Tanca, però sbaglia, come sbagliano anche Meloni e Azzeni, e quindi il punto va a Porto Torres con la battuta che andrà nelle mani di Bindoccu. -4
per Porto Torres. La battuta di Bidocco è buona, Meloni smista per Schirru che comunque la salva. Tanca sceglie la schiacciata di Deana, nuova opportunità. Manuta per la seconda linea con Sini dall'altra parte, ancora Meloni dall'altra parte, Saba, niente da fare, la difesa si allunga lo scambio, una brutta alzata, opportunità per Sini che sbaglia. 22 Decimo Manu, 17 Porto Torres. In battuta andrà proprio il palleggiatore Meloni. Chiede di rivedere la rotazione il pallavolo Decimo Manu, l'ha chiesta proprio Matteo Saba per accertarsi di non compiere l'infrazione. Nel frattempo coach Nuvoli ne ha approfittato per dare qualche indicazione ai suoi. Hanno 5 punti da recuperare i ragazzi in maglia bianca. Decimo va in battuta con Meloni, troppo lunga, 18-22. Porto Torres con la battuta di Alessandro Tanca. Ma la concentrazione di Tanca questa volta sbaglia tutto. Affiora anche un po' di stanchezza probabilmente per il palleggiatore di Porto Torres, preso male nell'impatto con il pallone il numero 3. Va Schirru allora per Decimo Manu, 23-18. La tiene Bidocco, l'alzata per Sini, non può schiacciare bene. Nocco per il tentativo di Saba e poi ancora Sini, ancora il muro, in qualche modo lo salva. Nocco dall'altra parte, Tanca per il pallonetto, Deana si salva in qualche modo, poi è Sini col pallonetto salvato ancora da Decimo. Magia in questo scambio, ancora Sini fuori, non c'è il tocco di nessuno. 24-18. E allora altri set point per Decimo Manu in arrivo. E sono 6 con Schirru a battere il primo. Basta il primo perché Schirru colpisce Fadda che non la tiene e fa 25-18. E allora il passaggio a vuoto, il secondo di Porto Torres, si torna in parità 2-2, si decide tutto al tie break qua a Oristano. Allora ci fermiamo un attimo, ma state con noi perché lo spettacolo è in arrivo. Eccolo qui, l'ultimo atto di questa finale Under 19 del campionato regionale di volley maschile con pallavolo Decimo Manu e quadrifoglio Porto Torres in perfetta parità 2-2. E allora, come detto, si gioca tutto qua al tie break con il primo turno di battuta che andrà per la quadrifoglio Porto Torres, che ha perso il quarto set 18-25 dopo aver vinto 25-20 il primo set e 25-22 il terzo. Il secondo set era andato a Decimo 25-16. E allora adesso, con le due squadre che si sono alternati e rimbalzati le vittorie di set, ora non si potrà sbagliare, anche se in questa finale lo spettacolo finora c'è stato ed è stato ampio grazie a queste due ottime squadre, dei ragazzi che hanno un grande futuro davanti a loro per il volley. E allora Manuta, la prima battuta di questo tie break che si riparte con
la schiacciata fuori di Bidocco e quindi il primo punto del tie break va a Decimo Mannu, con Azzeni sul punto di battuta. La tiene Manunta, Tanca ancora per la schiacciata a muro perfetto del duo Sabaccaria. Niente da fare per Porto Torres, 2-0 con Decimo in battuta con Azzeni. Va il numero 6 con la battuta piazzata, ancora Manunta, poi il pallone resta lì, opportunità per Saba che la rimette dall'altra parte. Tanca non si capisce ancora con Fadda, opportunità per Cassaro, il pallone resta lì, salvato di piede ancora da Cassaro, nuova opportunità, il muro a dire di no. Ancora Meloni, sceglie ancora il numero 16 con il muro di Porto Torres a metterla fuori. Punto per Decimo Mannu e siamo 3-0. Ancora Azzeni a prendersi la palla per questa sua terza opportunità in battuta. Il pallone che resta lì, salvato per un attimo da Assini, poi in qualche modo ancora la difesa di Decimo. Per ora Tanca può smistare per Fadda, aiutato dalla rete, e quindi secondo punto anche per Porto Torres. Smuove il tabellone, allora è Fadda. Meloni sceglie la schiacciata di Cassaro, va giù, perfetto, 4-1 il punteggio con Cassaro sul punto di battuta. Va Saba, ancora Matteo Saba con il piazzato, la tiene in qualche modo Tanca, Alessandro Tanca per il pallonetto, niente da fare di Bidocco, e allora Meloni ancora per Saba, c'è il tocco, salva Manunta, Deana deve solo mandarla dall'altra parte. Meloni prova a scegliere il primo tempo del capitano Caria, palla che va giù, punto numero 5, ancora Decimo Mannu. Sta pagando un po' troppo l'uscita dal campo di Schiattarella Porto Torres, uscito Schiattarella per un infortunio muscolare. Tanto Porto Torres con Tanca, la smista ancora per la schiacciata di Bidocco, questa volta c'è il tocco del muro di Decimo, quindi punto numero 2, 5-2, e in battuta va il palleggiatore di Porto Torres, Alessandro Tanca in battuta. La tiene Schirru, Meloni per Cassaro, sbaglia tutto Cassaro, 5-3. Fiora anche la stanchezza per Decimo. Cassaro qua solo rete nella sua schiacciata, il punto per un'altra battuta di Alessandro Tanca. Questa volta sbaglia, non riesce a dosare bene la sua battuta e allora 6-3. In battuta proprio Cassaro, va lui in
piazzato, la tiene Tanka, Alessandro Tanka, poi la smista per Bidoku che cerca e trova il muro di Decimo che va fuori. 6-4, sempre più 2 Decimo in battuta, va proprio Andrea Bidoku. La tiene Cassaro, Meloni per Schirru, in qualche modo, anche se non di potenza, ma la sua schiacciata è efficace. Ancora punto di Schirru, ancora punto di Decimo, 7-4, nuova opportunità in battuta per il capitano Caria. La tiene, poi la schiacciata perfetta di Azzeni a metterla giù. (8-4). Intanto sull'8-4 si va al cambio di campo, ci ritroviamo qua fra pochissimo. E allora torniamo in diretta per queste fasi conclusive con il tie break di questa finalissima, una finalissima che ha dato spettacolo finora in 4 set e adesso si prosegue in questo tie break 8-4 per Decimo Manu sulla quadrifoglio Porto Torres. Il punto di battuta è per Stefano Caria, il capitano della squadra di Decimo. La tiene il libero Tanka per lo smistamento e la schiacciata vincente ancora di Francesco Manunta. Tanto rientra in campo Fadda, sempre per il libero Mario Tanka. Sarà Deana a battere per il suo turno di servizio. 8-5. Non si capiscono Nocco e Cassaro, fanno la frittata, regalano il punto numero 6. E allora Porto Torres potrà continuare il suo turno in battuta ancora con Deana, il numero 22 della squadra in maglia bianca. Sta provando a ricucire ancora lo strappo. 6-8, 2 punti di vantaggio ancora per Decimo. Schirru con la schiacciata sul muro che mette fuori il pallone. 9-6. Meloni in battuta. Si prosegue punto a punto ancora. Va Meloni, la piazza, la tiene Tanka in qualche modo, la rete e poi Manunta mette dall'altra parte. Meloni prova con la schiacciata di Saba, la salva benissimo in qualche modo e poi sbaglia la sua schiacciata Manunta. E allora Nuvoli chiede il time out per i suoi. 10-6, ancora brevissima pausa anche per noi. (10-6) per Decimo Manu, ancora la battuta di Meloni in questo tie break con la squadra di coach Caredda in vantaggio di 4 punti. Meloni la tiene Tanka in qualche modo, la rimette per la schiacciata perfetta, la ricezione, la tiene ancora Tanka, non può schiacciare Porto Torres che viene aiutata dall'infrazione fischiata a Decimo, un'alzata sbagliata e quindi il punto numero 7 per Porto Torres. Ci va con il numero 15
capitano Sini. Ecco Meloni, sceglie Saba, la tocca il muro che la manda fuori. Ancora punto per Decimo Mannu, 11-7 la battuta. Adesso è per Nicola Schirru. Una delle bocche di fuoco di Decimo, efficace anche in battuta, il numero 4 alla squadra di Caredda. La tiene Biddoku, poi prova Fadda in qualche modo, Manunta la mette dall'altra parte, non se la sente di schiacciare Porto Torres. Poi il nuovo muro e la nuova opportunità. Tanca, sceglie Manunta, il muro la tiene, la salva Cassaro. Meloni, altra schiacciata, questa volta vincente di Matteo Saba. Più 5 per Decimo Mannu. Sono punti fondamentali in cascina per la squadra giallo-blu, che va in battuta ancora con Nicola Schirru. La tiene con difficoltà, poi Manunta, la salva Meloni, ancora Schirru per Saba, prepara l'attacco, salvato in qualche modo, niente da fare per questo salvataggio. Porto Torres va a punto, e il punto numero 8 per mandare in battuta ancora Manunta. La tiene Schirru, Meloni per Cassaro. Cassaro va a punto anche lui, niente da fare per il libero. Tanca, punto numero 13 per Decimo Mannu, che vede lì a pochi passi la linea del traguardo. Bisogna conquistarla con i denti, con la battuta adesso di Azzeni dall'altra parte a mettere un freno a Decimo. Ci prova Porto Torres, prova a difendere la schiacciata di Azzeni, difficile l'alzata, però buona qua l'azione di Porto Torres. Ancora la deviazione, Meloni la lascia per Cassaro, che va ancora a punto, ancora Cassaro, punto numero 14. E allora i set point, eccoli qua, i match point che arrivano. Sono 6, sono tanti, la battuta è ancora di Azzeni. Cassaro ha deciso di innestare lui la marcia, 2 punti decisivi finora, 14-8. Porto Torres, seppur stanca, vuole rimanere aggrappato al match. Qua la tiene Tanca dalla parte opposta per la schiacciata, che va a segno, per Andrea Biddoku. Tiene viva Porto Torres, la tiene viva proprio la schiacciata del numero 13 a mandare in battuta Mauro Fadda per provare a cancellare gli altri 5 match point di Decimo Mannu. Esce Fadda, si gioca il tutto e per tutto con il tentativo e la battuta. La tiene in qualche modo per un attimo Decimo, poi niente da fare per lui. Allora c'è una nuova opportunità per Porto Torres. Questa volta Cassaro, è lui a deciderla, è lui il numero 16 di Decimo Mannu a mettere a punto il 15° per i suoi e a portarsi a casa la vittoria. E allora
Per ora c'è solo la festa per Decimo Mannu. E allora eccoli là a festeggiare i ragazzi di Caredda. Decimo Mannu che si porta a casa il titolo di campione regionale. Ricordiamo il 3-2 come è maturato: 25-20 il primo set per Porto Torres, poi 25-16 il secondo set per Decimo, 25-22 per Porto Torres il terzo set, 25-18 per Decimo Mannu il quarto set e poi al tie break il 15-10 che ha deciso l'incontro. E allora con i festeggiamenti noi vi salutiamo. Da Matteo Piga e Andrea Farris è tutto. Non perdetevi in settimana le interviste con i protagonisti, sempre con noi con Diretta Sport.